Cari amici di Venezia Channel, siamo al termine di una bellissima serata e siamo in compagnia di Tiziana che ha partecipato a questa serata e noi volevamo chiedere proprio a Tiziana un giudizio sulle cose buone o meno buone che hai trovato questa sera. Ciao Tiziana. Buonasera dottor Luigi, Tiziana, guarda lì che sei è stato un piacere conoscervi stasera a questa serata al ristorante L'Acqua in Bocca. Ho conosciuto delle persone fantastiche, leggerò anche un libro del dottor Andrea, non dico altro. Non diciamo altro, una persona veramente che ci ha tenuto compagnia al nostro tavolo con tante belle storie. Ma andiamo invece a parlare del menù. Del locale, del menù. Del locale o del menù, come preferisci? Della proprietaria innanzitutto, della Sonia simpaticissima. Il locale che ci ha degustato di piatti, per dir poco, sublimi. Il locale è fantastico, veramente arredato in modo spettacolare. Veramente la prima cosa che entri dentro, veramente questa atmosfera, no? Noti veramente sì, l'atmosfera del locale. Le persone stasera deliziose. Consiglio prossimamente di prenotare e venire all'Acqua in Bocca. Ma soprattutto abbiamo trovato dei piatti che non oseremmo trovare da altre parti. Abbiamo dei dei capelunghe. Ecco, capelunghe sono state in qualche modo il successo, no? Veramente, un po'. Sì, perché è un piatto un po' particolare da fare, perché di solito le cappellunghe si degustano a chioggia, no? Che hanno Noi sempre siamo un qui sapore sui colli. di un po' di sabbia, ma invece questa sera assolutamente non esisteva. Ed è bello questo connubio, colli, ugani, mare, no? Bello, E veramente. quindi in qualche modo ti è piaciuto essere qui? Vi aspettiamo, io sicuramente ritornerò. Non so con chi, ma ritornerò. Bello questo non so con chi. No, non diciamo altro. Comunque vogliamo invitarvi a tornare qui e ringraziamo la proprietà veramente di averci ospitato. L'Acqua in Bocca, Colli Ugani. Acqua in Bocca. Ringraziamo anche Vignalta che in qualche modo ha creato l'abbinamento più adeguato per questi piatti e i suoi vini. Ci stava veramente, sì. Un saluto. Un saluto.